Missy Brown lezioni d'amore, anticipazioni del primo episodio. In questo primo episodio le vite di Özgür, un giovane imprenditore proprietario di un bar-ristorante alla moda nella città di Istanbul, e di Ezgi, una donna sfortunata in amore, si incroceranno per caso. Ezgi vuole preparare una sorpresa per il suo fidanzato Soner per il suo compleanno, così gli fa credere di essere in viaggio in un'altra città e prepara il suo compleanno a casa invitando i loro amici. Ma è proprio il suo fidanzato Soner che fa una sorpresa a Ezgi. Soner entra nell'appartamento con un'altra donna in braccio, così capisce che lui la sta tradendo. In questo primo episodio Ezgi non riesce ad andare avanti dopo la rottura con il fidanzato. 3 mesi dopo è ancora depressa, mentre passa e rassegna tutti gli uomini della sua vita. L'amico Deniz e suo cugino Kansu le fanno capire che è sempre stata usata dagli uomini. Ezgi finirà per giurare loro che non filtrerà mai più con uomini sbagliati. Scopriamo la vita disarticolata di Özgür, Can Yaman. Özgür è un giovane trentenne di una ricca famiglia e proprietario di un bar-ristorante alla moda. A volte è barman, a volte DJ e gli piace il mondo della notte. Özgür è anche un donnaiolo e ha rapporti di una notte con diverse giovani donne. La madre aspetta il giorno in cui suo figlio Özgür si sposerà e darà dei nipoti. Özgür ed Ezgi si incontreranno per caso. Mentre Ezgi stava andando al lavoro ha un piccolo incidente con la sua auto aziendale, quindi è costretta a prendere un taxi e Özgür sale sul suo stesso taxi. Özgür ed Ezgi condividono lo stesso taxi e il tassista sta per iniziare una discussione sull'amore. Özgür e il tassista sono d'accordo che l'amore non esiste e che si tratta solo di ormoni, il che non piace a Ezgi, che dirà che è tutta colpa degli uomini e che le donne devono fare tutto. Özgür pensa di aver trafitto la personalità di Ezgi e le dirà che dalla sua reazione probabilmente è single e probabilmente è stata tradita dal suo ragazzo. Ezgi alla fine lascerà il tassì. Improvvisamente la vita di Ezgi cambia. Mentre si aspettava di essere nominata coordinatrice nel suo lavoro, quel giorno scoprì che il suo collega con solo 3 mesi di anzianità aveva ottenuto il lavoro al posto suo. Sarà licenziata dal suo lavoro. Anche l'ex fidanzato di Ezgi le chiederà di lasciare l'appartamento che continua a occupare, essendo lui il titolare del contratto d'affitto. In questo episodio Ezgi verrà investita da un'auto. Quello che l'ha investita è un medico, il dottor Serdar, di cui lei ne rimane affascinata. Il dottor Serdar porta Ezgi in ospedale e contatta le amiche di Ezgi che vengono a trovarla. Quella sera i 3 amici, Ezgi, Kanku e Deniz, hanno in programma di incontrarsi in un ristorante, quello di Özgür. Ma Deniz e Kansu cambiano il programma di questa sera ed Ezgi si ritrova da sola nel ristorante di Özgür e vede il suo ex fidanzato chiedere in matrimonio la donna con cui l'ha tradita. Ezgi si ritrova allora al bar dove Özgür le serve un drink e così Ezgi fa la conoscenza di chi si rivelerà presto essere Miss Wrong, l'uomo sbagliato. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!